Giuseppe Morandi è stato un autore importantissimo, anche se non è in tutte le storie della fotografia. È la fotografia del mondo contadino che, come dice lui, è tesa a ridare dignità a volti a un mondo altrimenti invisibile. È una storia lunghissima, fino a un certo punto importantissimo come fotografo dell'antropologia, documentarista. Inizia con Mario Lodi, poi Gianni Bosio, lo storico del movimento operaio, che gli dà una linea di interpretazione antropologica, e poi alla metà degli anni 70 l'incontro con Arturo Carlo Quintavalle, che è anche stato ed è mio maestro, che colloca la fotografia di Giuseppe Morandi in un panorama più ampio di storia dell'immagine. Morandi è stato anche un raffinatissimo cineasta, capace di costruire storie montando in camera con strumenti essenzialissimi 8 mm, veramente straordinarie. Quindi capisco che fare un film su Morandi è veramente un'impresa complicata, però il regista c'è. Mi aspetto di vedere qualcosa di importante, insomma. Morandi ha voluto documentare il lavoro dei contadini e la fine di un'intera cultura, di un'intera civiltà, la civiltà contadino degli anni 50-60 che sta lasciando il campo alla distruzione della piccola proprietà e al lavoro meccanizzato. Quindi per queste ragioni questo fotografo, che è alternativo ai paesaggi contemplati di quelli che fotografano i belli spazi e il lavoro contadino tenendolo a debita distanza, cioè che fanno dei quadri di paesaggio poetici, ecco, questo è il rifiuto di Morandi e la grandezza della sua fotografia. Se Giuseppe sapesse che in questo momento stiamo parlando di lui come artista, non so se sarebbe contento, non so quale sarebbe il suo giudizio. La prima cosa che direbbe è: io non ho fatto queste fotografie per fare dell'arte, ma per restituire un'immagine ai paesani, contadini, alla mia gente. Le fotografie va a dare ai paesani e dice: adesso questa è la tua immagine, puoi avere una voce e puoi fare. Una persona prima di fotografare ci parlava, si scambiavano delle idee, si parlava un po' di tutto così, fin quando il soggetto era a suo agio e lui lo capiva subito e lo fotografava subito. Il film che Alessandro Scillitani sta realizzando sulla figura di Giuseppe Morandi si intitola Da che parte stai e mette subito in evidenza la collocazione, diciamo, politica, anche perché le fotografie, i filmati che ha fatto, tutta l'attività, diciamo, creativa di Morandi aveva una finalità politica che era quella legata appunto ai paesani, cioè dare voce a quelli che in fondo la voce non ce l'hanno, ma soprattutto dargli un'immagine, dare loro una grande dignità. Dunque questo film qui è un film di testimonianze. Morandi è stato un narratore formidabile di un'evoluzione sociale e di un'evoluzione, diciamo, storica del nostro territorio e l'ha saputo raccontare con grande sensibilità e impegno. E il rapporto che tu hai col paesano, da che parte stai? Con lui o con